ecco, girando, bene, bene. Perché anche io faccio questo come mestiere, quindi... Sono con una collega. Questo non va bene. Sono con una collega di origine spagnola, di lingua spagnola, sì. messicana. Sì. E... Nata in Messico con un discreto curriculum, diciamo, mi ha battuto. In Spagna sicuramente, nei ristoranti della Spagna ha avuto modo in lungo e in largo, e quindi bene, senza cappello, perché chiaramente si dimentica sempre qualcosa. È andata abbastanza bene. Poi diciamo che mia moglie è l'unica che si complimenta quando mi taglio la barba e sono senza cappello e mi fa queste foto, però come vedete insomma c'è rimasto poco, ecco, quindi però dai, insomma, se piaccio insomma all'architetto Pondi è sufficiente, ecco, quindi senza chapeau, ma tanto di cappello in questo caso chef con due F, una E en français, perché lei è una cuoca che ha un executive che si chiama Davide Rialti, che salutiamo, il cuoco qui di questo relais, Il Miraggio, il nome è tutto un programma, sembrerà banale, ma se siete stati qui è come dire il nome più appropriato, ma c'è una ragione perché si chiama Il Miraggio, perché in effetti uno non riesce a capire se è un miraggio o se è vero quello che stiamo vedendo, tutta questa atmosfera che sì, barocca, ma tutta lucidata, tutto, no? Tutto veramente perfetto, complimenti. Quindi come nasce Il Miraggio? Allora, Il Miraggio nasce da un sogno. Allora, era così questo sogno, più o meno era così? Inizio per dirti che io ero a Barcellona, sono venuta in Italia per fare un'intervista a uno chef conosciuto. Come faccio io che vengo in Spagna e viceversa. Sì. Quindi ero a Milano e ho conosciuto al che adesso è il mio marito. In un evento, no, io dovevo fare l'intervista a questo chef, Carlo Cracco. E lui era lì perché questo era un evento importante del vino, della ristorazione. E allora eravamo lì, ci avevamo conosciuto. Prima mi scuso perché l'italiano non è la mia lingua. Quindi... noi siamo internazionali, quindi noi parliamo tutte le lingue. Anzi, le presentatrici di lingue sia spagnola che americana, eccetera, quando storpiano la nostra lingua è bellissimo, fantastico. Ecco, per fare audience chiaramente l'ideale, poi Mamma Rai ce lo insegna. Allora, niente, dopo un anno, diciamo... Qui stiamo parlando degli anni 80, 90? No, stiamo parlando di 5 anni fa. Quindi proprio tempi recenti. Quindi mi sono sposata con questo italiano. Sposata, maritata. Sì. E poi abbiamo Alaimo si chiama, come un altro famoso chef. Felice Alaimo. Allora, niente, abbiamo deciso di acquistare qualcosa insieme. Lui è un uomo del vino, io sono una giornalista, ma anche una chef. Ci piacevano le stesse cose e io avevo questa idea di avere un piccolo albergo. E allora ogni tanto si girava per guardare qualcosa. Poi io ammiravo questa scrittrice che è a Cortona. Ecco, ho già capito tutto, anche perché, ti posso aprire una parentesi, ho avuto l'occasione, purtroppo il patrono ci ha lasciato, è rimasta la moglie, la cuoca, ma proprio il produttore di vino non c'è più, penso da poco. Silvio Baracchi. Esatto, Silvio Baracchi. E quindi la prima volta che sono stato al Falconiere, anche praticamente io. Relais Chateau, c'era questa signora, me l'hanno presentata. Io non la conoscevo, non sapevo assolutamente nulla, ho visto chiaramente Ande del Tascansan, chiaramente adesso so tutto, sono preparato, però non so se si dice anche in Spagna, ci vuole anche culo. Nel senso che se non ci sono, e soprattutto la cosa importante è che il giornalista un po' deve essere ignorante, nel senso che dobbiamo spiegare a chi ci sta seguendo, quindi il giornalista, molte volte lo so, si critica anche Bruno Vespa, che è il più grande giornalista internazionale, vaticanista, eccetera, eccetera, però devi un po' sottometterti, no? In un certo senso, e quindi bene, questa scrittrice
ha reso la Toscana sotto il sole di Toscana, esatto, col libro, poi è diventata una sceneggiatura, adesso non ha vinto l'Oscar, però per l'Italia è stato un bel... Sì, si è fatto anche una movie, no? Under the Toscan Sun, sì. E quindi io la volevo conoscere il contesto, e la zona, tutto questo. Siamo andati al Falconieri, effettivamente, con Ibaraki, che ancora era il marito. Sì. Abbiamo conosciuto questa signora, siamo rimasti contenti con questo spirito. Falconiere, in effetti, loro producono anche il vino, oltre che avere quello che avete voi, esatto, che è la spa, il Miraggio contiene la spa, con i massaggi, c'è una massaggiatrice che tra l'altro, devo dire, è quasi 24H, ecco, nel senso che è disponibile, io l'ho appena provato, tra l'altro so che mi sta attendendo un altro trattamento e che qui con la spa anche dalle 8:30, no? Quindi non è che devi aspettare le 5 del pomeriggio, come succede anche in montagna dove ci sono queste, quindi anche al sud, quindi si può trovare questo che è di nome il Miraggio, ma è vero, ecco, siete prenotabili, ecco, quindi vi mettete in lista, e perché poi siete aperti fino a gennaio. Sì, fino a gennaio. Allora, dovevamo rientrare a Como perché la nostra casa in quel momento era in Lombardia. Ci possiamo fare. Eravamo sulla strada quando abbiamo visto questo podere con questo cartellone. Qui. Eravamo proprio in quella strada là. In un cartellone grandissimo, questa cosa. Io l'ho visto, ma lo guardavo e non lo guardavo sotto il sole della Toscana, per questo l'ho chiamato il Miraggio. Ecco, quindi sì, colpa. Perché era proprio questo, in spagnolo si dice espejismo. Questo pochi anni fa. E siamo ritornati, abbiamo preso il telefono, questo 4 mesi dopo era nostro. Lo abbiamo comprato e abbiamo iniziato l'avventura di ristrutturare il posto. Che originariamente sarebbe proprio una stazione di pellegrini sulla via Francigena, perché voi in realtà siete, lo possiamo dire, un fuori casello, cioè esci da questa che è una superstrada, che è la Cassia, quindi stiamo parlando di una via importantissima, ci esce, anzi io devo dire, sono arrivato, non pensavo fosse esattamente lì all'uscita, e sono andato avanti, e quindi ho dovuto fare un'inversione anche irregolare per ritornare, rimettere tra l'altro il navigatore per fare gli ultimi metri, perché in effetti siete qui, attenzione perché il navigatore difficilmente sbaglia, e quindi potreste andare oltre, e nelle superstrade poi si gira regolarmente, chiaramente dopo siamo da fronte al paese, diciamo. Quindi no, fuori casello, perfetto. Anzi, perché il problema di fuori casello è che poi i luoghi potrebbero non essere ameno, no? Non avere il parcheggio. Cioè, che quando si va a Saint-Tropez si esce dall'autostrada e ti fai mezz'ora, un'ora, e poi se c'è la coda anche più ore, per arrivare in un luogo ameno, scrive la guida Michelin, no? Che usa questo termine. E invece qui devo dire che si riesce, nonostante la vicinanza appunto di questa strada molto trafficata, si riesce a essere comunque già immersi nel un miracolo, oltre che un miraggio, e quindi bene. Quindi praticamente comunque siete aperti, quindi io non sono in ritardo, ecco, quindi non sono in ritardissimo. Abbiamo acquistato questo posto 2019, ma poi è arrivata la pandemia, tutte queste cose, poi 2021 abbiamo aperto, quindi questa sarebbe la terza stagione. Abbiamo avuto il tempo in questo anno di pandemia di pensare all'arredo, di pensare a tutto. Io ho immaginato proprio ogni singola camera, insieme a mio marito abbiamo fatto questo, perché devo dire che questo è un posto più di 500 anni. Infatti lì c'è questo documento che si parla già di questo podere prima del Medioevo. Quindi è un posto storico pieno di... Quindi siamo quasi
quasi anche 1000. Sì, ecco, sì, ecco, sì. ecco, quindi 1408, diciamo. quindi non prima del barocco. Sì, esattamente. Ecco. Poi niente, abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo messo anima, cuore, che te posso dire? Certo. Siamo contenti con il risultato, ovviamente stiamo ancora lavorando perché siamo un albergo giovani, questo è un albergo piccolo, quindi la cosa più importante per noi è la gente. Di sfruttare, come si dice di sfruttare? Godersi il posto, sia loro che noi. Certo, quindi abbiamo molta cura di fare una cosa che magari uno forse potrebbe pretendere, essendo a Montalcino, fondamentalmente siamo, quindi, la ruta del vino. È il fatto che voi non producete il vino qui, ma il signor Alaimo in Sicilia, quindi comunque abbiamo chi comunque col vino ci ha a che fare, e poi è sempre molto interessante che ci sono degli investitori che arrivano dalle altre parti, come abbiamo visto Illy piuttosto che Ferragamo. Voi avete tra l'altro con Ferragamo avete insomma in bagno, no? Avete tutta come si chiama, tutte i saponi, shampoo, gli amenities. Esatto, tutte queste cosine che chiaramente piacciono molto alle donne, tra l'altro. Io mostro le foto anche di queste cose qui perché chiaramente c'è un pubblico femminile chiaramente molto attento, sono soprattutto le signore che apprezzano questi posti, noi chiaramente accompagniamo, quindi io ho pensato a tutto quello che noi donne ci piace. Esatto. Quindi si vede che c'è qualcuno che questo luogo lo abita, lo vive, e che devo dire è un po' difficile quando chiaramente si hanno più alberghi, quindi invece questo è il vostro unico, e quindi chiaramente immagino che avremo tanti bei successi, e quindi mi auguro di tornare per qualche risultato in più, perché ora in questo momento penso non siete ancora in nessuna guida. No, non ancora, siamo un albergo giovani, però ci arriveremo. Quindi molto probabilmente a breve. Poi il ristorante è comunque un ristorante per gli alloggiati, ancora per gli alloggiati, anche per gli esterni, però intanto siamo in fase di costruzione del ristorante, di quello che sarà il ristorante. Sì, che c'è questa parte esterna, perché in realtà il ristorante sarebbe quasi qui dove siamo noi, no? Qui, si chiama? Amapola. Amapola, che è una canzone. Amapola spagnola, un classico. Una canzone spagnola, che canta Juan Diego Flores nei suoi recital. Che cantava in una epoca un'altra persona, però che poi la traduzione sarebbe papavero. E quindi la canzone narra di un papavero. Di un papavero, praticamente. E quindi e la zona è piena di papaveri. Quando io ho visto la zona dove andrà il ristorante, era pieno di papaveri, e quindi mi è venuta questa idea. Suona molto bene, come dire, esiste molto probabilmente un ristorante, dovrebbe avere la stella Michelin in Campania, e dovrebbe essere Eboli, dove Cristo si è fermato. No? Si sa anche in Spagna, no, di questa cosa. È fermato a Eboli, il papavero. Bene, allora Amapola con lo chef Rialti, che poi supervisiona, come ha già fatto in altri grandi alberghi, ma lui secondo me deve stare qui, quindi legatelo, mettetelo sotto contratto, non so, proprio ferreo, perché la sua cucina è veramente molto interessante. Io lo conosco, però non mi era chiaro, anzi dicevo, ma Davide Rialti è capace di cucinare, eccetera, eccetera. Ho avuto modo in queste due proposte per gli alloggiati, che erano un entreplat come fanno in Francia, però qui chiaramente essendo in Italia era un risotto carnaroli al dente, perfetto, e poi è arrivato questo pesce, il pesce del giorno di ieri, e appunto il dessert. Quindi devo dire che è stato assolutamente piacevole. Poi la carta è molto ampia, questo Amapola si chiama sempre Amapola anche a pranzo, quando fate sempre lui che poi si può portare
questo menù Sì, a bordo sì, piscina, ecco, ci in sono vari cucina contesti. abbiamo diciamo un contesto diverso, Ah. però abbiamo qualcosa della cena per pranzo. Ecco, un po' più light anche lunch, quindi sì, ecco. sì, sì. Mentre invece c'è la sala delle colazioni con la parte esterna chiaramente che si affaccia sul paese San Quirico d'Orcia, ecco, e quindi ecco ambienti separati. Ecco, Sì. questi sono i vostri locali, dopo non so se c'è anche il bar da qualche Abbiamo parte. un piccolo bar bellissimo. Ah. Sì. Dove per fare poi ci sono gli spirits, eccetera, eccetera. Io tra l'altro sono stato fortunato, come sempre, perché poi quando sei in un posto come questo, l'ideale è fumare un sigaro. Okay. Diciamo che per fortuna il vostro bravo direttore, che mi ha coccolato fino all'una di notte, non fuma. Quindi ha ricevuto questo sigaro di un cliente inglese che evidentemente gli ha donato. Sì. Adesso stiamo facendo delle ricerche sul sigaro, abbiamo capito, io ho un esperto che è il mio genero, che sta in Mozambico, ma tra poco rientra, e che mi ha già detto il nome, faremo ulteriori ricerche, quindi diciamo sono andato bene, perché ad esempio sempre qui a Montalcino, nella library, abbiamo trovato un cofanetto che effettivamente insieme ai libri ci sta, ecco, quel tipo salotto, come se adesso io frugando 4 assi, un umidor con dentro dei sigari, è una bella sorpresa anche perché la Toscana ha il sigaro toscano, sì. Quindi è uno dei posti al mondo dove effettivamente si fanno i sigari, come chiaramente a Cuba o luoghi del Centro America, del Nicaragua, perché poi a Cuba c'è stato non solo l'embargo, ma hanno smesso di fare i sigari, li hanno dovuti spostare ovviamente da altre parti. Però il papavero non so perché so che il papavero viene usato ma non è legale. Assolutamente. Ecco, quindi noi solo cose legali. Solo cose legali. Solo cose, ecco. Lei ama fumare perché la donna che fuma il sigaro, quello poi cubano, bello grosso. Veramente no, non li amo, ma le rispetto, diciamo. No, e tra l'altro questo signore, questo era lungo proprio come li fumava Fidel, lunghissimo, quindi ho capito con l'esperienza che è meglio tagliarlo a metà e fare una seconda ripresa perché tutto in una notte, come dire, può avere delle ripercussioni. Sì. Non so se ti fanno il palloncino anche del sigaro. Bene, no, comunque, ecco, si sta benissimo, senza ombra di dubbio. Abbiamo sauna, abbiamo quindi c'è sia la sauna finlandese, no? Massaggi. Abbiamo quella umida, quella secca, i massaggi che tutto tra l'altro la zona spa è a disposizione dei clienti che immagino debbano comunque riservare un'ora e mezza esatto, però hanno a disposizione chiaramente queste aree comuni che però vanno prenotate e poi è chiaro che come extra immagino ci siano questi massaggi, sono questi trattamenti. Diciamo che lo spa è gratuito, poi i trattamenti hanno un costo. Esatto, come in Alto Adige, in montagna, anche se al sud tendenzialmente queste privatizzazioni comunque includono anche un massaggio quasi obbligatorio, quindi diciamo che si parla da 200 euro in su. Ecco, nel vostro caso mi sembra che noi abbiamo dei pacchetti, diciamo. Esatto, che è già inclusa e quindi una buona opportunità abbastanza rara, devo dire. Qui al centro Italia e poi anche al sud Positano in modo particolare, dove insomma, mi è capitato insomma, di non poter provare di vedere appunto un spa, come dicono appunto in Francia, ma Positano ha anche altre attrattive. Ecco, per fortuna. Sì. Quindi bene, un piatto a cui siete un po' affezionati di questa vostra cucina dell'amapola. Sì. Com'è la amapola? No, perché adesso io non sono grande. Bellissima amapola. Che il ritornello. Io poi lo sentirò molto probabilmente da Juan Diego Flores presto in Arena di Verona che ha appena aperto il Mondovisione. So. Ecco, sarò anche per questa ida, mi sembra il 2 di agosto. L'ho già prenotato, penso ci sarà anche la signora Netrepo, la più grande, bella cantante. Nonostante chiaramente le cantanti liriche non abbiano problema di peso, perché chiaramente piacciono così, ecco, nell'opera sono sempre, nonostante insomma Anna Netrebko, come dicevano in TV, appunto facesse le pulizie
se non ricordo male, al Mariinsky, perché studiava, eccetera, eccetera, e fosse più bella della Bellucci. Ecco, e in effetti basta guardare i video di 10-15 anni fa per capire. E bene, lei si chiama Rosina? Sì. E lei ama l'opera, questo nostro melodramma, no? Sì, sì, Quindi sì. un'opera lirica. Questa amapola è inserita in un come si chiamano le vostre opere? C'hanno zarzuela, no? Come si chiamano? No, la zarzuela è un'altra cosa. Un musical, Sì. esatto. C'è un... No, non c'è, veramente il nome di una fiore, di un fiore. Quindi un cuoco, una cuoca di riferimento per la sua cucina che un giorno potrebbe anche emergere, visto che lei ha un relè che si chiama Il Miraggio, nonostante ci sia il suo cuoco executive Davide Rialti. Quale può essere un suo mentore? Per esempio Ruscagela, di cui si parlava poco fa. Carmen, che lei è a Capellugna e a me piace tantissimo la sua cucina. Lei potrebbe essere un mentor, diciamo. Comunque è simbolo, è una delle maggiori 3 stelle Miss. Sono poche, perché alcune sono in Italia, come anche nei Feolde, che poi di origine francese, 3 stelle Miss. Ma poi quando si va all'estero, in Spagna penso, adesso a parte l'erede di Arzac, che è Elena, che chiaramente è donna, ma c'è ancora il babbo, sempre là, però sono rare. Sì. Anche se c'è stata la riscossa a Londra ultimamente, nello stesso anno, 2 donne hanno preso 3 stelle Michelin, quindi attenzione, le cose stanno cambiando. Io poi devo dire, sia con cuoco che pasticcere mi trovo molto bene, sarei curioso un giorno, anzi quando prenderete sicuramente una stella Michelin, prima o poi, Rosina cucinerà un piatto per me. Perfetto. Facciamo questa, no? Lo facciamo. Ecco, un piatto, cosa potremmo fare? Io non mangio carne. Una sorpresa. Sarà una sorpresa. Ecco, quindi senza carne va bene? Senza carne va benissimo, anche io mangio poco. Ecco, benissimo, perfetto. Quindi se non ci sono altre cose, anche perché in questo momento noi siamo collegati in diretta senza fili, anche perché rovineremmo, cioè i clienti stanno passando e quindi era giusto senza fili, quindi abbiamo rimasto poco per questa nostra diretta, quindi non c'è più niente, vi salutiamo per altri successi qui dall'Amapola, che è il ristorante, perché è vero, grazie allo chef io vi ho scoperto, altrimenti chissà, anche perché quel cartello che dicevamo non c'è più. Però sarebbe stato bello notarlo. È stato un piacere, Elio, è stato un piacere conoscerti e ti aspettiamo sempre. Bene. Poi chiaramente con quel piatto abbineremo un vino del signor Alaimo, del sommelier, chiamiamolo così, no? il coppiere che è a sua discrezione, chiaramente, sempre per festeggiare chiaramente l'arrivo di un riconoscimento, quindi faremo questa cosa. Benissimo, arrivederci. Eccolo qua. Benissimo.